Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati amici dell'oroscopo, è già tempo di ricominciare una nuova settimana, ma noi siamo pronti a farlo con l'energia delle stelle di Radio.0 e allora diamo il via al nostro viaggio tra i 12 segni, iniziamo dall'Ariete. Grazie a Giove la vostra situazione economica sarà abbastanza rassicurante, potrete chiudere dei vecchi sospesi e addirittura togliervi uno sfizio. Non fasciatevi però la testa prima di esservela rotta, godetevi questo piacevole momento e ringraziate Venere. Toro, avrete tutte le carte in regola per centrare un obiettivo, ma all'ultimo un imprevisto potrebbe cambiare le prospettive, il modo di realizzazione. Siete attratti da hobby troppo dispendiosi che già sapete vi faranno perdere tempo e denaro, siete quindi più oculati. Gemelli, a causa della luna in Sagittario in opposizione sarete un po' nervosi perché vi piacerebbe ricevere maggiori conferme dalla persona che amate. Sarete affascinati da esperienze impegnative e non vi interesseranno minimamente invece gli incontri superficiali. Cancro, Mercurio in posizione sfavorevole nella bilancia, attenzione alle affezioni e all'apparato respiratorio, sensibile a questo passaggio di stagione. Smettetela in più di fare il terzo grado al partner se non volete che finisca che si arrabbi, siate più comprensivi. Leone, per merito di Marte, vostro alleato, sarete pronti a raccogliere a piene mani i frutti di ciò che avete fin qui seminato e che vi siete ampiamente guadagnati. Potrete ignorare in più prese di posizione troppo rigide e andrete dritti alla soluzione di problemi lavorativi. Vergine, Nettuno in opposizione in questo inizio settimana. Ricordate che sì, sognare è bello, ma è necessario anche sapersi destreggiare nella realtà in modo costruttivo e concreto. Con questo Nettuno avverso vi sentirete inquieti, scontenti e in preda a qualche timore irrazionale. Bilancia, Giove e Saturno vi proteggono e vi vogliono vincenti. Non tergiversate, soprattutto non nascondetevi dietro scuse banali. Prendete coraggio e agite. Se nella cerchia di amici c'è qualcuno che non vi convince, seguite l'istinto, sappiatelo allontanare. Scorpione, oggi avrete bisogno di coccole per dimenticare contrasti e incomprensioni, ma la dolce metà avrà altro da fare e non terrà molto in considerazione le vostre esigenze. Rischiate di dare un peso esagerato ai particolari, di giudicare con eccessiva rigidità il prossimo. Sagittario, con la luna che bisticcia con Nettuno ma sorride invece a Giove, scoprirete l'essenza dei sentimenti che vi uniscono a una persona e ve ne sentirete nutriti. La voglia di comunicare con il mondo vi renderà più attivi e ricettivi, quindi più disponibili e anche accoglienti. Capricorno, in famiglia qualcuno vi darà del filo da torcere oggi, la responsabilità sarà degli altri, ma la vostra testardaggine non aiuterà certo a trovare un accordo. Mercurio vi è ostile, occhio alle sviste riguardo documenti da tenere invece ben chiusi nel cassetto. Acquario, la luna in sestile a Giove farà sì che sarete ricercati dagli amici per il vostro spirito di iniziativa e la capacità di cogliere il lato piacevole della vita. Cercherete di superare una questione che vi trascinate da tempo, alla fine riuscirete a risolverla, complimenti! E chiudiamo infine con i pesci. Per colpa della luna quadrata a Nettuno nel segno potreste alienarvi la simpatia di un amico. Siate più ragionevoli e morbidi, non siete i detentori della verità. Chiedete consiglio sul da farsi a un vostro caro, sentirvi compresi vi aiuterà a recuperare la vostra autostima. Ed è tutto quindi anche per oggi, per questo lunedì di ottobre, dalle stelle del giorno. Noi ci risentiamo domani con tutte le novità. Intanto a tutti una buona giornata e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0